Mi sono rovinato, ufficialmente. Ho rovinato la mia vita, la mia famiglia e va tutto quanto male. Che significa questa cosa? Semplicemente ho ricevuto un commento che mi ha fatto riflettere. Ho detto voglio fare un video al riguardo perché c'è bisogno di fare un video su questa cosa qua. Perché il web viene visto ancora come se fosse il paese dei balocchi, come se fosse un mondo strano, incompreso. C'è stato questo commento dove questa persona commentava ad un altro genio che diceva hai fatto sto video strappalacrime per sta fuffagurata, riferendosi al video precedente che ho fatto dove parlavo di questo mio cambiamento, no? Del fattore di voler fare altro nella mia vita. E quest'altra persona commentava a questo dicendo sì, si è ufficialmente rovinato, nel senso, mettiamo insieme i punti. Ho una casa più grande, mentre prima vivevo in una catapecchia, dormivo in cucina e quant'altro. Adesso ho una casa più grande, sto bene. Sono in mezzo alla natura, c'è chi può piacere, a chi no, chi ama il caos, il bordello e poi ha paura di stare con se stessi per 5 minuti di fila, perché le persone purtroppo riescono a stare bene in mezzo agli altri. Da soli è un po' difficile, ma ognuno se la vede con se stesso. La mia vita è cambiata nel momento in cui, vi ho già raccontato, quando ho deciso di fare altro nella mia vita e di non limitarmi a fare una sola cosa. E tutte le persone che provano a fare tanto altro nella propria vita, senza limitarsi, sono persone che amplificano le loro entrate, quindi i loro soldi, amplificano il benessere e non vanno a limitarsi. Perché tante volte ho letto sotto i miei commenti come ti sei ridotto. Ridursi vuol dire fare di meno, ridursi vuol dire togliere, ridursi. Invece io quello che ho fatto nella mia vita è aggiungere, oltre a quello che facevo prima, ho aggiunto entrate, ho aggiunto lavori, ho aggiunto istruzione, ho aggiunto conoscenza, competenze. E ritornando al commento si è ufficialmente rovinato, non ha né testa né coda, non ha valenza nella mia vita. Secondo questa persona, il mio essermi rovinato deriva da una cosa: trattare il mondo dei guadagni online. Semplice. Cioè, secondo questa persona, uno si è rovinato perché mi dedico al mondo dei guadagni online, la mia vita si impronta sul mondo dei guadagni online, sul lavoro online, e visto che questo settore rimane incompreso ancora oggi nel 2025, dove siamo arrivati a conoscere anche l'intelligenza artificiale, nonostante tutto ciò, ci sono persone che non credono a un qualcosa di oggettivo, qualcosa di evidente, qualcosa che è sotto gli occhi di tutti, cioè che il mondo online ha preso piede e ha fatto passi da gigante. Io ci ho visto, diciamo, un po' prima in questo settore perché nel 2014 già fantasticavo di poter riuscire a guadagnare online. Ci sono riuscito e oggi ho amplificato le mie entrate, il mio lavoro in questo settore e ancora tuttora le persone non credono. Perché il problema è questo: le persone non credono che online si lavori, le persone non credono che online tu riesca a crearti un lavoro, un avvenire. E allora quando vedono me togliermi la parrucca e parlare seriamente, ad esempio di questo mondo che mi appartiene da quando sono nato fino ad adesso, in testa loro mi sono rovinato, perché sto facendo un qualcosa che non ha valore, non ha senso, non ha fondamenta, che non durerà e che è una cazzata, perché in testa a loro il mondo online è una cazzata. Ma andiamo un attimo a sbriciolare un po' la testa di queste persone, con dati alla mano e con cose oggettive, per far capire l'idiozia di tutte queste persone che girano sui social e di come non riescono a vedere e a comprendere delle cose evidenti. Nel momento in cui io sono qua, non qua in questo posto, sono qua in questo video e tu mi stai guardando, devi capire una cosa: che tu sei uno spettatore, tu sei la controparte di chi lavora online. Se io sono quello che nel 2014 era un scema perché faceva i video, che erano cretini nel 2014, tu adesso sei la controparte, sei lo spettatore di chi oggi fa video. Se io non esistessi, nemmeno tu potevi esistere qui adesso a guardare questo video. Una parte compensa l'altra. Io non ho senso di esistere e di fare video se non ci sei tu che li guardi, e viceversa. Quindi, nel momento in cui tu che guardi questo video e mi dici che mi sono rovinato la vita, ufficialmente stai alimentando un sistema, un mondo, un settore, che è quello del mondo online e del lavoro online, dando lavoro a chi tu dici che si è rovinato, dedicandosi magari a questo settore, a questo mondo. Capisci quanto puoi essere incoerente e incosciente nel dire questa cosa? E di queste persone ce ne sono assai, ce ne sono veramente assai, tante le ho invitate in dibattiti anche pubblici, live, faccia a faccia, davanti alle persone,
nessuno ha mai accettato questo mio confronto, nessuno ha mai voluto parlare faccia a faccia con me di questo, perché le loro sono chiacchiere. E allora arriviamo al punto, perché se io ho deciso di portare Carmine su questo canale, ho deciso di farlo per dare, e non come pensate voi, per prendere. Ok? Cerchiamo un attimo di capire. Quando io dico dare, dico condividere. Dare ai ragazzi che mi seguono, che prima tenevano 10 anni e ora tengono 20 anni, un qualcosa di utile. Perché io so cosa vuol dire partire da zero e so cosa vuol dire crearsi qualcosa quando non hai alternative opportunità. Allora ho deciso di far parlare Carmine dopo che 10 anni ha parlato Carolina, perché so che quei bambini di un tempo adesso sono diventati uomini e hanno bisogno di qualcosa di più concreto, oltre al divertimento e gli strunzati che si vedono in giro. Perché va bene l'intrattenimento, ma oggi, secondo me, i giovani, i ragazzi, quelli che sono arrivati a 20 anni, hanno bisogno di prospettive nuove, hanno bisogno di guardare il mondo sotto un nuovo punto di vista e non sempre solo sotto quel punto di vista che ti fa dire ma già trova fatica, trova da fatica, non c'è sta fatica, è colpa lo Stato non c'è la fatica, lo Stato non ci aiuta. E di questo ne parleremo, farò video a riguardo, perché per me chi parla in questo modo è una persona limitata, è una persona che purtroppo non vede altrove, non vede altre cose. Io ero una persona di queste. Io aspettavo che qualcuno mi venisse a dare una mano, ok? Quando poi ho capito che se una mano non dare tua, resti dove sei. Chi è che riesce nella vita ad ottenere risultati, a fare qualcosa, a emergere, no? Chi è che ci riesce fondamentalmente? Chi riesce a guardare dove gli altri non guardano, chi riesce a vedere ciò che gli altri non vedono. Ciò che queste persone hanno commentato, fuffagure, tutte queste strunzate qua, non vedono, non osservano, non riflettono, non sono attenti e resteranno dove sono, credendo che il mondo sia solo quello che pensano loro, sottovalutando quello che fanno gli altri, quello che per gli altri è già realtà, come per me questo mondo è realtà. Io riuscire a guadagnare 10.000 euro in un mese, pure se partissi da zero, con le competenze, come un imprenditore magari può riuscirci nel mondo reale, ok? E il problema sta proprio qua, perché se vi parlo di un imprenditore nel mondo reale, voi non parlate di fuffaguru, voi non parlate di rovinarsi, perché voi, abituati a vedere gli imprenditori nel mondo offline, per voi è tutto normale, allora perché fuffaguru? Se vi dico imprenditore digitale, cioè qualcuno che avvia delle attività online, per voi fuffaguru, sei rovinato, sei inguaiato. Stai utilizzando una piattaforma creata da un imprenditore e lo stai facendo online, sei la controparte, fai parte di questo sistema, lo stai alimentando con quello che vai a vedere su TikTok, su YouTube, ovunque. Stai alimentando un sistema, stai alimentando un settore, un business. Lo vuoi capire? Come fai a rifiutare di capire che questo mondo sia reale e che si lavora online come si lavora offline nel momento in cui tu utilizzi questi strumenti, li utilizzi? Come fai a capire, secondo te, YouTube, TikTok, le piattaforme che tu utilizzi, ChatGPT se lo conoscete, o qualsiasi tipo di sito che vedete online, qualsiasi cosa che vi fate online, ma voi vi credete che vi vengono date tutte cose gratis? Ma voi veramente credete che è internet? Con il telefono va in coppa internet? Ma veramente credete che dietro tutto ciò non ci sia del marketing, business, attività, persone che creano tutto ciò per guadagnare dei soldi, come si fa nel mondo reale? Aprono un negozio, lo fa ristrutturazione e ti aprono un salone barbiere, come qui su YouTube, ma metto la parrucca in capo, ma metto a scrivere video e guadagno dei video che faccio su YouTube. Non è tanto diverso. È un mondo parallelo che funziona allo stesso modo. E voi giovani, se siete interessati a crearvi un qualcosa online, lo so che, guarda, già quando dico, io già vi immagino tante di quelle persone che non sopportano il sentirsi dire guadagnare online. Perché? Perché il guadagnare online è visto come un qualcosa di facile, capite? E io non voglio far trasparire questo, perché non lo è per niente. Da precisare che io non voglio improntare adesso questo canale su questo, perché ho già un canale che si chiama Investi sul Web dove già lo faccio. Su questo voglio parlare di Carmine e di tutto quello che ha fatto e di quello che sta facendo, e voglio condividere qui in questi video ciò che può servire magari ad un giovane che potrei essere io di 10 anni fa, di quando avevo 20 anni e che non aveva alternative e che non aveva una guida. Ma oggi, dopo 10 anni, dopo 15 anni che sto in questo settore, permettetemi di condividere
perché è quello che voglio fare. E quindi, questo mondo online non è facile. In questo mondo puoi fare tanto. Puoi creare siti web, puoi imparare a programmare, puoi imparare a diventare social media manager, che è colui che si occupa di gestire profili social di varie attività. Perché la realtà, c'è sta magari un negozio di abbigliamento che ha da pensare a vendere, non si può mettere a fare video in coppa a TikTok, non è tempo, non è creatività. Avrà bisogno di una figura che si occupa di questo ed è una nuova competenza che si è creata, non si può ignorare. Puoi imparare ad utilizzare i social, capire come si creano i video, capire come si può gestire un profilo Instagram creando contenuti. Tu sapendo fare questa cosa puoi proporti alle varie attività e ne puoi gestire 2, 3, 4, quando ne riesci al mese, facendoti pagare bei soldini, ma si tratta sempre di lavorare. E vi ho fatto solo un esempio di una delle competenze che si possono fare online. Quando a voi su TikTok, perché ci siete tutti su TikTok, che fate così, siete semplicemente delle pedine di un sistema che voi non avete compreso. E ve lo spiego, mo se sto video dura troppo, se ve lo volete guardare ve lo guardate, chi vuole apprendere apprende, per il resto non me ne frega, sto condividendo informazioni che possono essere utili a qualcuno. Quando state su TikTok state a fare così, questo movimento proviene da una serie di fattori. Il primo fattore è dal rilascio della dopamina. Quando noi andiamo a scorrere così e c'è sempre un video nuovo da guardare, lì entra in gioco l'effetto premio. Cioè, io so che ogni volta che faccio così mi esce un video nuovo che mi può generare interesse, cioè quella dopamina e quella sensazione in corpo di oh, mi piace. Se non mi piace, vado subito alla ricerca di un altro video muovendo solo il dito, facendo questo semplice movimento. E su TikTok questo è un movimento che ti porta alla dipendenza. Questo è un movimento che tu fai e non te ne rendi manco conto. Tu, seppur stai a guardarci apposta per te, pigli il telefono in mano e fai così. Ma secondo te, se dietro tutto questo non ci fosse un business e non ci fosse persone che ci lavorano, sarebbe tutta una cosa casuale? Cioè, ma secondo te è tutto fatto a caso? Secondo te non ci sono persone che ci vivono e ci lavorano e ci mangiano dietro questo mondo? Com'è nel mondo reale? È uguale. E quando vedi le sponsorizzate pure su TikTok, no? Pubblicità, tante persone commentano i video, no? Dopo questo video ti esce la pubblicità. Perché? Chi ci sta dietro quelle pubblicità? Come funziona tutto? TikTok è gratis, perché? In testa a te è gratis. Sei tu il prodotto di TikTok, ma non lo sai. Non ne sei consapevole. Come non sei consapevole del fatto che quando a me mi chiamo Fuffaguru e quando a me mi dice che mi ha rovinato la vita, non sei consapevole di questo fatto. Perché TikTok è gratis? TikTok è gratis perché ti dà modo di fare video, fai video, più video fai e più ci piace a TikTok, più visualizzazioni fai e più ci piace a TikTok. Perché? Perché TikTok deve dire poi alle aziende: guarda, io tengo a Carbaniel che su TikTok mi fanno un sacco di visualizzazioni. Vieni in coppa a TikTok, vieni qua azienda che vinni tu la Coca-Cola, posa i soldi, posa i soldini e io faccio uscire il tuo prodotto prima o dopo un video di Carbaniel. Hai capito? Quindi, cosa sta vendendo TikTok? Cosa sta vendendo? Sta vendendo me. E io sono un prodotto di TikTok. Sta vendendo te. Sei un prodotto di TikTok. È grazie a te che TikTok mangia. Non ne sei consapevole. Ma è così che funziona, capisci? E ci vorrebbero ore e ore per farvi capire questo settore come funziona. E di tutto quello che c'è dietro e di come puoi non essere un semplice spettatore. Tu stai guardando questo video, ma per me può essere un'eventuale entrata. Perché da te che guardi questo video scorrono le pubblicità che funzionano allo stesso modo di TikTok. Io sono un prodotto di YouTube. YouTube vende una pubblicità a un'azienda, la fa uscire sui miei video, ma perché io ci sto un chicca che fatica e attiro voi. Tu sei un prodotto. YouTube vende la mia visibilità, ovvero voi, alle aziende. Quindi le aziende pagano perché c'è stato voi che state guardando il prodotto loro. Quindi sta vendendo la vostra attenzione. So che mi sto prolungando e lo faccio con piacere, perché magari vorrei ascoltare. Ricollegandomi al fattore dei lavori che si possono fare online, ci sono un sacco di cose che si possono fare. Basta che vi do degli spunti, poi approfondirò in altri video. Puoi andare su Google, puoi andare su YouTube e ti basta cercare lavori da fare online, ok? Una volta che tu scrivi lavori da fare online, ti escono varie cose. Cioè, clicca su vari articoli, su varie cose che ti escono e cerca di capire quali sono sti lavori che si possono fare online. Ce ne stanno a bizzeffe. Lavori che tu nemmeno immagini. Noi, personalmente noi, con il progetto che abbiamo avviato sul trading, paghiamo mensilmente 3 persone, 500, 500 e 500. 3 persone sapete per fare cosa, ragazzi? Per rispondere e per assistere gli utenti che acquistano il nostro prodotto. Quindi,
Immaginate tipo quando vi chiamate la team, sentite, a me la linea non mi funziona più. Tu con chi stai a parlare al telefono? Con chi stai a parlare al telefono in quel momento? Con il call center. Chi è il call center? È il supporto clienti, la team, che viene stipendiato. Come noi paghiamo le persone che da casa propria, con un telefono in mano, aiutano i membri che acquistano i nostri prodotti. E noi paghiamo chi li assiste. Paghiamo il servizio clienti che diamo alle persone. Vedete che non è diverso. È uguale, solo che l'attività è fatta online, non è fatta offline, capite? O scaffalista che voi vedete in due supermercati, che viene pagato, a chi non giudicite fu faguru. Ma se qualcuno mi viene a dire, io lavoro online perché aiuto a caricare prodotti che un'attività deve vendere sul proprio negozio online. Chi le lavora online? Chi è uno scaffalista, si può dire. È ampio il discorso, amici, molto ampio, molto ampio. Però per me era doveroso approfondire, andare oltre. Quindi andate su Google, su YouTube, ovunque voi vogliate, e cercate lavori da fare online. Tra tutti i lavori che vi escono potete prendere un lavoro alla volta, che potrà essere appunto sviluppatori di siti web, copywriter, qualsiasi tipo di lavoro. Prendete sto nome, andate sempre su Google o su YouTube e scrivete il nome del lavoro, di fianco scrivete cos'è oppure come funziona. Cercate di capire come funziona. Avete capito più o meno? Ok, ti stimola? Ti interessa? Ti può piacere? No, non mi piace. E allora leva a mezzo, passa al prossimo lavoro. Prendi un altro nome di un altro lavoro che si può fare online, ma sempre se ti interessa il mondo online, perché non è detto che tu devi lavorare online, non è obbligatorio. Cioè, questo mondo è fatto perché ci piace, non è che tutto quando mi fai dottore, tutto quando mi fa l'avvocato. Immagini, mi sa però qua in capo perché mi piace. A te non ti piace, fai altro. Ok, io sto parlando a chi è curioso di questo mondo e ci piace. Prendi il nome di un altro lavoro, fai la stessa cosa, cos'è, come funziona, ti informi, ti vedi un video, te ne vedi un altro e capisci se può fare per te. Arrivato a un certo punto trovi quel lavoro che può fare per te. Ci sta. Lo prendi, ti va a fare sempre la ricerca e approfondisci su YouTube, assai, troverai una marea di video che riguardano quel determinato lavoro. Come fare così? Scrivi il nome del lavoro e scrivi video corso online su YouTube. Trovate una marea di informazioni. Cioè voi potete imparare a fare pure un sito web, lo imparate a fare in un video di YouTube. Oggi è fattibile. E ti puoi presentare da un'attività che dici, senti, ma non tieni un sito web, perché controllate prima il sito web, perché l'ho fatto io in passato, no? Prima controllavo se c'avevo il sito web, mi presentavo là fingendomi cliente e dicevo, scusa, ma non tieni un sito web perché volevo accattare qualcosa dal vostro sito. No, non ce l'abbiamo. Io creo un sito web, sì, vi può interessare, vi posso fare una prova, ve lo creo magari un prototipo, vi faccio vedere se vi piace. Tu, in questo modo, puoi iniziare a lavorare online, ok? Oggi le opportunità ti corrono dietro, oggi veramente non si può sentire sta lavoro. Oggi l'unica cosa che manca è Eugenia, è la voglia, sono le competenze associate alla voglia, perché tu devi avere voglia di imparare, voglia di scoprire, non di assettare un coppo muretto e chi non c'è sta la fatica. Nata va fuori un bar e chi non c'è sta la fatica, a tiene una sigaretta e gli fa una canna. Io sono disgustato da questo stile di vita, io sono disgustato da questa mentalità ed è per questo che ho voglia di condividere con voi cose sane, cose costruttive che possono portare giovani e ragazzi come voi a fare un piccolo passo in avanti, detto da uno strunzo che ha fatto la fame e che sa che significa fare la fame e sa come fare per riuscire a fare un piccolo passetto in avanti. Non vi voglio vendere niente, specifico questa cosa, non mi interessa minimamente vendervi qualcosa, non me ne fotto proprio, sincero. Sto facendo questo video perché poi vi faccio vedere magari i guadagni di questo canale YouTube, arriverò pure a questo e vi renderete conto che a questo canale non è che hagi fatto i soldi, per farvi capire da dove proviene il mio rimettermi in gioco, oramai da 5 anni, non è che ieri ho cominciato, sono 5 anni che io porto avanti l'altro percorso. Vi faccio vedere che io con Carolina su questo canale, ragazzi, non hagi fatto il denaro, vi faccio vedere poi ed è per questo che io non mi sono rassegnato ed è per questo che io non mi sono misassettato in coppa una seggia nel dire oramai sono Carolina, scendo in mezzo a via, mi una foto e facciamoci la foto. Ma io la foto, a figlia, ma non lo rungo a mangiare. Devo costruire sempre altro, devo fare sempre altro, sempre. Non smettete mai di imparare, qualsiasi tipo di cos'è, che sia online o offline. Cercate sempre un modo per imparare, perché più cose sapete fare, meno possibilità ci sono che renda la vita poi facile la fame. Detto da uno che la fame l'ha fatta, perché non sapeva fare un cazzo, ok? Se tu spendi 10 anni della tua vita, pure 5 anni a imparare, e in mezzo a queste cose qua che ti impara, magari ti hai imparato pure a creare un sito web,
che oggi non c'è bisogno di programmare, oggi è una strunzata, oggi è una cazzata, e ti ritrovi magari tra amici a parlare, tra parenti, tra sconosciuti a parlare, e senti a uno, mi sto aprendo un negozio qua di abbigliamento, qua proprio a via Roma. Tu, che hai imparato a creare siti web, esempio, davanti a te in quel momento si è creata un'opportunità di guadagno, capisci? Perché si è creata però l'opportunità di guadagno? Perché tu a chi ci può dire, fratacchione, io ti posso creare il sito web, muoveghi, non ti preoccupare, te lo posso creare io e mi dai tot. Ma cos'è che ti permette di avere questa opportunità? Quando uno dice non ci sta la fatica, no, attenzione, in quel caso crei che ti fa creare all'improvviso la fatica. Da dove è uscito quell'opportunità di guadagno? Dal fatto che tu avevi in tasca una competenza, che sapiva fare qualcosa. Capisci l'opportunità da dove arriva? Come si crea? Nel momento in cui tu in tasca sai fare più cose, davanti a te si presenteranno più opportunità. Ed è per questo che io ve lo metto per iscritto, io non arriverò mai più a fare la fame, perché tutti i giorni mi chiudo nello studio e cerco sempre di imparare qualcosa di nuovo. Sempre, sempre. Ma va malamente Carolina? Va bene. Ma va malamente questa cosa imprenditoriale che sto facendo? Ma va benissimo. Posso creare siti web, mi posso dedicare a grafica, mi posso dedicare ad aiutare le attività a crescere su TikTok, online, sui vari social. So fare di tutto in questo settore. Ed è per questo che la fama non la faccio mai più. Ed è per questo che mi va di condividere, in quello che riesco, le mie conoscenze con voi che soprattutto mi seguite da quando eravate bambini. Non mi faccio ripetere sempre, non vi voglio vendere niente, cioè non è mia intenzione fare un video che è accattata per un videocorso, che seppure fosse sarebbe un qualcosa di formazione, cioè non fosse, vabbè, poi parliamo. Detto questo, sono arrivati i pacchi Amazon, è arrivato un pacco Peppa Pig e chi se non so ci crede. Spero di aver fatto un video utile. Quanto riguarda il fatto mi sono rovinato, meglio sta inguaiata così come stavo prima, o magari sta inguaiato come voi. Amici, impegnatevi. Se non vi rialzate voi e se non iniziate adesso a fare voi qualcosa, nessuno lo farà per voi. E io lo so, non è facile. Non è facile uscire da quella zona di comfort in cui siete chiusi, perché lo ero anche io. E lo è ogni volta che io devo fare qualcosa di nuovo. Non è facile. Però è fattibile, è fattibile. Datevi da fare, studiate e non vi fermate. Ci becchiamo alla prossima.